Parte la 41esima edizione del campionato di Serie A. La Meta Catania, campione d'Italia, debutta con una vittoria su una Maidoma Kame. Il Napoli dilaga nella ripresa contro un'ottima Pirossigeno Cosenza. La Roma rimonta 2 reti nel primo tempo al Pesaro e porta a casa i primi 3 punti. La ribalta negli ultimi 4 minuti Lecositi sul campo della Sandro Abate. Barra trascina la Feldi Eboli di misura in esterna sull'Active. Un gol di Molaro battezza il ritorno con successo del Vinomita di Petrarca in Serie A. Buona la prima anche del Pomezia. Nessun pareggio e 2 vittorie esterne nella prima giornata del campionato di Serie A con Napoli, Roma, Pomezia, Meta Catania, Genzano, Feldi Eboli, l'84 Torino, Vinomita di Petrarca. 3 punti nel prossimo turno. Saranno 2 le gare in programma su Sky Sport. E così di Genzano, Fortitudo Pomezia e Feldi Eboli, Napoli Futsal. Su Vivo Azzurro TV, Pirossigeno Cosenza, Roma 1927 Futsal, tutte le altre sul canale YouTube della divisione Sala Consilina Sandro Abate, Pesaro l'84 Torino, Benevento Vinomita di Petrarca, Kame Treviso Active Network, rinviata al 30 per l'impegno in Champions, Vitulano Manfredonia, Meta Catania. Da pivot, questa è stata la novità della Meta Catania nei playoff. Pulvirenti, pivot, attenzione a Podda! Michelino Podda! Largo a sinistra, Sacon ha trovato l'angolino, è stato ingannato Sebbi Tornatore e c'è il pareggio della Camedosot. Al gol di Podda ha risposto 2 minuti fa. Attenzione, Pulvirenti, gol! È il 2-1 della Meta Catania. Turmena. Il tiro, c'è il gol della Meta Catania con il tocco. Ancora Giappa va a difendere il pallone, si gira bene e poi trova un super gol da parte di Giappa che accorcia le distanze di Carmelo Musumeci, il palo a salvare Arillo dal gol sfiorato della Kame al gol fatto Attilio Arillo. Dentro per Caruso, arriva Peresigno a supporto, calcia col destro e arriva il gol di Capitan Perugino, il vantaggio del Napoli, la prima rete 24-25 degli azzurri è targata Capitan Perugino. Lui ha disorientato un altro avversario, intanto il gol di Van der Salas che timbra il suo primo cartellino con la maglia azzurra. 2-0 Napoli. Il commissario tecnico Salvo Samperi presente oggi in tribuna al Palaia Cazzi. Borruto al volo! Borruto al volo! Borruto al volo! Che cosa ha fatto Titi Borruto? Che cosa ha fatto il Cobra? Gabriel in avanti. Ancora Caruso, la giocata di Caruso! E la sua esultanza speciale, sinistro-destro. Giappa. Borruto. Calcia Borruto, ancora lui, alla dinamite oggi in quel piede. La conclusione fermata, Caruso calcia e trova la sua doppietta personale. Brescia in verticale, Rocia. Si gira Rocia, calcia Rocia! Ha segnato l'L84. Puntata, Ducci la lascia lì, Wittig e poi arriva la rete di Galliani e avanti il Pesaro, il primo gol della Serie A 2024-2025. Barichello piantato lì da Ercolesi senza fallo, intervento difensivo strepitoso ma Barichello ancora via, Barichello, miracolo di Ducci e poi arriva però il tap-in proprio di Gomez, raddoppia l'Ital Service Pesaro, parte proprio Dimas in porta! Il primo gol della storia della Roma, lo segna il suo capitano, non poteva essere diversamente. Bruciato da un grande intervento difensivo, il ripiegamento di Borolo che trova Dimas, si gira, accelera, va! In porta! Doppietta in un amen, ha pareggiato la Roma!
Isgro, Ercolesi, va lui, angolo, Murillo, Ferreira, il primo gol con la nuova maglia. Anticipo di Dimas, Biscossi ancora per Dimas, aggancio, palla, Biscossi! Mamma mia, gol a colori della Roma! Sale qualche passo alla difesa della Roma, Oitomei in mezzo al campo, conclusione poi, Gastaldo! Giù Ercolesi, Oitomei calcia, Di Eugenio intercetta, va a terra anche Di Eugenio, Ercolesi! Il match winner di Marco Ercolesi! Kenji prova sul destro, poi fa saltare Osema, il tiro e c'è il gol della Sandro, abbatte Avellino con Osema. Mancuso, palla dentro e Lecco City trova il punto del pareggio. Osema la perde, Romano alla mezz'età col destro, poi Mancuso e c'è un gran gol di Diego Mancuso. Palla per Di Luccio, la palla dentro, Mancuso la chiude. Bel gol del numero 9, Mancuso. Ancora rimessa per la Fel di Eboli che avanza, guadagna metri. La conclusione di Ezzi che si inventa un gol pazzesco! Quest'oggi Lorenzo Ezzi si prende una piccola rivincita. Tanto Cesaroni trova l'1-1 di Paolo Cesaroni. Ora Paolo Cesaroni, ora vai a Calderolli, non c'è la deviazione. Ferretti, pallone per Cesaroni, 2-1 Active. Pallone per Spindola, pallone che rimane lì. Barra la conclusione. Federico Barra fa 2-2. Pallone per Barra, ancora Barra, se ne va Barra e questo è un altro gol pazzesco di Federico Barra. È cominciata per la terza volta. Eccolo qui, un lampo improvviso di Lugero Lopez. La palla non passa, un 3 contro 2 possibile. Lugero la porta, scavetto di là per Michelangelo con la punta. Sotto le gambe di Dovara. Può ripartire la Fortitudo un 3 contro 3. Raubo, Dudu, palla verso il secondo palo. A memoria, da Bueno, tempi giusti. Dudu intercetta, Kutrubi verso Raubo, la parata, poi la palla rimane lì. Arriva il tap-in di Kutrubi. Lucio. Ander Ferreira, spazio per calciare. Destro potente che batte Molitierno. Ronaldo, palla per Canal con la punta. Altro guizzo. Molaro si accentra, Molaro, gran giocata! Che giocata di Molaro che porta in vantaggio il Vino Mitali Petrarca.